Scuole verso la riapertura. Il campus Gianelli punta su insegnanti giovani e su un progetto che valorizzi la qualità dei ragazzi. Dal prossimo anno Borzonasca riavrà la scuola dell'infanzia. Da lunedì entra in vigore l'orario invernale di ATP, servizio autobus implementato con nuovi mezzi e con particolare riguardo alle esigenze del trasporto scolastico. Benedetto il nuovo tabernacolo nella chiesa di Nostra Signora della Speranza a Francolano. Il vescovo Tanasini ha auspicato che possa incentivare il desiderio di stare vicini all'Eucaristia. Lei vi ha ricordato il sacrificio di 34 soldati morti al fronte durante la Prima Guerra Mondiale. Durante le celebrazioni di Nostra Signora della Guardia, rivelato il dato inedito. Giovanissimi anziani, campioni dilettanti nel torneo di bocce organizzato dalla Polisportiva Cavese, vittoria pari merito per 2 terne di partecipanti durante la 3 giorni di amicizia. Buongiorno a tutti, ben arrivati a Tigullio. Oggi apriamo parlando di scuola, infatti è iniziato il conto alla rovescia verso la riapertura delle scuole. Nelle difficoltà a reperire l'organico necessario, gli istituti si stanno organizzando per offrire a bambini, ragazzi e giovani un'offerta che possa valorizzare le loro qualità e competenze. In tale direzione si sta lavorando al campus Gianelli grazie alla presenza di docenti giovani e motivati. Sentiamo. Cosa emerge da questo primo collegio docenti? Allora, da questo primo collegio docenti emerge che sicuramente la nostra coordinatrice didattica è una persona molto preparata, molto entusiasta e che ha dei sogni e, come dire, ha sottolineato più volte questa mattina che il suo desiderio è rendere possibile l'impossibile puntando in alto con i ragazzi e, come dire, puntare verso l'alto è sempre una buona partenza. Poi realizzeremo quello che potremo realizzare, però partire così sicuramente dà entusiasmo anche a noi, un po' ci spaventa ma sicuramente ci dà entusiasmo. Quali sono dal suo punto di vista i punti di forza? Direi che i punti di forza più interessanti sono sicuramente il fatto che ci sia un progetto molto ambizioso, teso allo sviluppo, come dire, delle qualità e delle capacità dei nostri ragazzi a 360 gradi. Quali sono le caratteristiche del vostro essere giovani insegnanti che possono dare un valore aggiunto a questa scuola? Sicuramente, come dire, un collegio docenti giovane è un collegio che parte con entusiasmo, può essere con un po' di inesperienza sotto certi punti di vista, ma sicuramente con nessuna preclusione mentale verso la novità, verso le richieste che ci verranno fatte, verso le proposte che ci saranno fatte, che sicuramente accoglieremo tutti con entusiasmo, e questo fa parte proprio dell'essere giovani, del venire da esperienze diverse e dell'aprirsi ad un mondo dell'insegnamento che per alcuni è proprio nuovo, per alcuni un po' meno, però insomma. Nuova a questo tipo di esperienza, al primo collegio docenti, quale impressione ne ha ricevuto? Molto buono, mi sembra un progetto che dovrebbe funzionare e speriamo di fare il meglio, diciamo. Sono molto motivata, la mia passione è insegnare, mi sembra un buon punto di partenza. Ecco, il fatto di essere una giovane insegnante ha un valore aggiunto per quello che la coordinatrice didattica chiedeva, una didattica innovativa sostanzialmente. Sì, voglio attuarla anche perché quando facevo la scuola io era una didattica molto tradizionale, quindi cercherò di impegnarmi in queste nuove metodologie e di metterle in pratica anche per coinvolgere più i ragazzi. In una materia come la matematica che spesso mette paura, voglio cercare di battere questo pensiero comune, di avvicinarli a questa materia che è molto importante, che aprirà in futuro molte porte. Rimaniamo in tema, ci spostiamo nell'entroterra. Dal prossimo anno scolastico Borzonasca riavrà la scuola dell'infanzia. Il Consiglio metropolitano, come vediamo sul nostro sito, ha adottato il piano di dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa valido per l'anno 2020-2021. Il documento, elaborato a conclusione di un lungo percorso che ha coinvolto sindaci, dirigenti scolastici, sindacati e istituzioni, è stato approvato nella seduta consiliare di ieri. Tra le novità che ci riguardano più da vicino l'istituzione di una scuola dell'infanzia statale nel comune di Borzonasca, afferente all'istituto comprensivo Valli e Carasco. Sopperirà alla mancanza di servizio dovuto alla chiusura nel 2015 della scuola paritaria esistente e all'assenza di strutture analoghe nel territorio comunale.
E con l'inizio di un nuovo anno scolastico, da lunedì entrerà in vigore anche l'orario invernale di ATP. Ci sono alcune novità rispetto all'anno scorso che implementano la qualità del servizio mantenendo invariati i chilometri coperti e le tariffe. Ne abbiamo parlato con Enzo Sivoli, presidente di ATP. Sentiamo. Piccole modifiche per migliorare la qualità del servizio, senza ridurre la quantità di chilometri coperti o aumentare le tariffe. In questa direzione le novità del nuovo orario invernale di ATP, costruito sulle necessità dell'utenza, soprattutto scolastica. Saranno 19 le convenzioni dei servizi per gli studenti, 2 in più dell'anno precedente. Grosso modo l'orario rimane lo stesso dell'anno scorso, abbiamo ovviamente potenziato alcune linee, in particolare la Casarza Santa Margherita, e poi stiamo offrendo più servizi scolastici perché alcuni comuni si sono inseriti, stiamo riposizionando alcune corse in modo che siano più confacenti alle necessità dell'utenza. In questi ultimi 2 mesi abbiamo assunto 20 nuovi autisti che vanno in grandissima parte a colmare il turnover di autisti che sono andati in pensione. Parlavamo delle convenzioni per la scuola, ricordiamo un attimo come funziona, quali sono i benefici? I benefici sono sicuramente che un operatore professionale come noi può offrire un servizio che non soltanto soddisfa le esigenze scolastiche ma anche le esigenze di mobilità all'interno del comune, in quanto molti dei servizi scolastici prevedono anche la promiscuità di alcune corse, quindi alcune corse possono essere usufruite anche dagli utenti normali. Gli ulteriori vantaggi sono ovviamente negli orari, noi abbiamo gli autisti necessari per fare in modo che gli scolari arrivino a scuola agli orari giusti. Previsto anche uno svecchiamento del parco mezzi con la società che sta effettuando una gara per 11 nuovi autobus, oltre ai 2 Iveco ibridi che da metà settembre entreranno in servizio. In questo modo il rinnovamento del nostro parco mezzi grosso modo dovrebbe arrivare a superare leggermente il 50% dei mezzi in esercizio. Un incendio in un appartamento in via Peglia a Genova si è sviluppato nella serata di ieri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Multedo e della sede centrale di via Albertazzi. I pompieri hanno fatto evacuare i 3 piani dello stabile e soccorso 2 persone bloccate su un balcone con l'autoscala. 2 persone sono state portate in codice giallo all'ospedale per un'intossicazione da fumo. Sono in corso a Recco le operazioni di bonifica dei fondali marini nello specchio acqueo antistante la spiaggia dove si sono svolti gli spettacoli pirotecnici in occasione della Sagra del Fuoco. 2 le squadre di subacquei volontari e in collaborazione con società di professionisti del settore per recuperare plastica e altro materiale inquinante. I detriti trovati sui fondali saranno catalogati e smaltiti dalla Ideal Service. Gli interventi di bonifica si concluderanno nella giornata di quest'oggi. La comunità della parrocchia di Nostra Signora della Speranza Francolano di Casarza Ligure si è riunita domenica scorsa per una messa solenne in cui il vescovo diocesano Alberto Tanasini ha benedetto il nuovo tabernacolo. Monsignor Tanasini ha invitato i fedeli all'adorazione eucaristica, esperienza autentica di familiarità con il Signore. Noi abbiamo un po' trascurato questo entrare, salutare il Signore, affidarci a Lui. Bene, oggi, inaugurando il tabernacolo, noi dovremmo pensare a questo. C'è il Signore, è qui per me, è qui per nutrirmi della sua grazia, della sua fede. È qui perché quel mistero grande, il mistero pasquale di morte e risurrezione, è il mistero intorno al quale gravita la storia degli uomini. E noi verremo ad adorarlo. Con queste parole, Monsignor Alberto Tanasini ha invitato la comunità di Francolano a coltivare il proprio rapporto con Dio, in occasione della benedizione del nuovo tabernacolo, avvenuta durante la messa solenne della domenica. Il vescovo ha anche benedetto il murale L'albero della vita di Roberto Altman, affrescato sulla parete dietro all'altare. Sono 2 cose molto belle,
che la prima, il tabernacolo, doveva essere già lì a progetto, ecco, della Chiesa, mentre l'albero della vita è il completamento di tutta un'opera che ha fatto il pittore maestro Roberto Altman dopo la Via Crucis e il grande murale del battesimo di Gesù al fonte battesimale. Ricordo anche che il Vescovo sarà presente nella nostra zona pastorale anche per la visita pastorale il prossimo mese di ottobre e che, coincidendo anche con la festa patronale della Madonna della Speranza qui a Francolano, sarà anche presente in questa terza domenica di ottobre, che mi pare sia il 20, a celebrare ancora l'Eucaristia solenne alle ore 11. Secondo tradizione, le celebrazioni in onore di Nostra Signora della Guardia a Levi si concludono con la commemorazione dei caduti di tutte le guerre. Quest'anno, in occasione del centenario, il momento di preghiera è stato preceduto da una rievocazione storica che ha portato alla luce realtà inedite sino ad oggi. Raffo Giovanni. Sono 34 i giovani originari del comune di Levi che persero la vita al fronte durante la Prima Guerra Mondiale, una realtà storica messa in rilievo dalla ricerca condotta da Giorgio Getto Viarengo. Il numero è superiore a quello sino ad oggi contenuto sulle lapidi e nei monumenti dedicati ai caduti presenti sul territorio comunale. La commemorazione, secondo tradizione, si svolge a conclusione dei festeggiamenti patronali per Nostra Signora della Guardia nella parrocchia di San Rufino, a memoria di un voto fatto dall'arciprete Monsignor Giovanni Croce e dalla comunità locale a Maria, la madre guardiana a cui erano stati affidati i giovani soldati, ma anche chi era rimasto a casa. Il rapporto che c'è stato tra queste persone che facevano una vita semplice, molto povera e di una fatica enorme, perché se tu consideri che Madonna della Guardia vuol dire la Madonna che aiuta chi è di guardia, e chi era di guardia erano delle persone che facevano una vita normale, non erano armati logicamente. Il ricordo dei caduti nell'anno del centenario dall'intronizzazione della statua di Maria ha richiamato molte autorità civili e militari. E veramente tutti questi colleghi sindaci che mi hanno veramente commosso, perché hanno dimostrato che questo evento, questa cerimonia che in questo momento viene fatta a Levi, però riguarda tutti, perché dobbiamo essere tutti portatori di pace, combattere quella che è stata la vergogna delle guerre, il sacrificio, e ricordare il sacrificio di quei ragazzi di 18-20 anni che sono purtroppo morti per difendere la nostra patria, per conquistare la libertà. Presente alla cerimonia anche il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che ha potuto constatare la passione dei levesi impegnati nel ricordo e nella collaborazione. Una cerimonia che unisce il ricordo laico di tanti caduti nelle nostre guerre, che vuol dire ragazzi che hanno dato la loro vita per costruire un pezzo di storia di questo paese e quindi anche del nostro futuro, e poi la devozione per la Madonna della Guardia ai 100 anni, e quindi un culto che è profondamente radicato nel nostro territorio. Tutto questo fa quello spirito di comunità che credo che si debba recuperare. Qua a Levi onestamente l'ho trovato ben radicato, profondo, come dimostra la giornata di oggi e anche la cena che si sta svolgendo qua sopra in parrocchia. Ora due notizie di servizio. È attiva un'app scaricabile sul proprio telefonino o tablet che consente di prenotare il proprio accesso agli sportelli dei 6 uffici postali del Levante genovese. Si tratta degli uffici di Chiavari, di Lavagna, Rapallo, Recco, Santa Margherita Ligure e Sestri Levante. Dopo aver installato l'applicazione è sufficiente individuare la mappa, sulla mappa l'ufficio postale di riferimento e cliccare su Prenota Ticket. L'altro servizio invece riguarda gli appassionati di ricercatori di funghi, ma anche coloro che li commerciano. Vediamo i dettagli sul nostro sito teleradiopace.com. Infatti è stato attivato dall'ASL 4 il servizio di controllo dei funghi svolto da esperti micologi. I privati appassionati ricercatori di funghi potranno beneficiare del controllo gratuito nel periodo dal 16 settembre al 16 novembre, rivolgendosi agli uffici dislocati in varie località. A Chiavari si trovano in Corso Dante 163 al primo piano e sono attivi dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi dalle 8 alle 9. Il sabato dalle 8:45 alle 9:45, escluso naturalmente i festivi. A Rapallo, nella sede del vecchio ospedale in via La Marmora, primo piano, con i seguenti orari 7:30, 8:30 e il sabato 7-8. Per gli operatori commerciali il controllo è obbligatorio per i funghi posti in vendita che devono esporre l'apposito tagliando. L'operazione in questo caso è
pagamento. Gli operatori commerciali potranno avere ulteriori informazioni contattando direttamente la sede dell'Ispettorato Micologico di Chiavari allo 0185 329 012. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani insieme a Marco Revello, poi tutte le altre notizie, gli aggiornamenti e lo sport. Suicidio assistito a rischio di voragine. Bassetti, il presidente della CEI: non c'è diritto a morire, il Parlamento trovi una via percorribile, poi vedremo più avanti. Conte a Bruxelles, sì della Francia e von der Leyen a rivedere le regole dell'asilo politico. E poi per l'ambiente, al via i sabati per il futuro e la sostenibilità, il contrasto al riscaldamento globale passa anche dall'impegno personale ai consumi più responsabili, le piante per migliorare il clima, uno per ognuno, 60 milioni di alberi in città. L'intervista al vescovo di Rieti, Pompili, ora ascoltiamo il grido della terra e dei poveri. La nave con 82 naufraghi, l'Ocean Viking chiama, il PD pressa il governo. All'interno di Avvenire, appunto, le parole del presidente della CEI, il cardinale Bassetti: fermiamo la morte per legge. Il cardinale dice: il Parlamento non abdichi alla sua funzione normativa, una via percorribile c'è. All'evento organizzato a Roma, al tavolo CEI su famiglia e vita, la voce di 76 associazioni cattoliche. Siamo al secolo XIX, Conte tratta sui migranti a Bruxelles, i paesi che non li vogliono paghino. E poi lo scontro nella BCE, Draghi vuole altri aiuti ma Francia e Germania provano a fermarlo. Il caso, Toti svuota Forza Italia in Lombardia e Liguria ma spunta una fronda. Su 14 consiglieri regionali azzurri, 7 sono passati con Toti. E a proposito di Liguria e Lombardia, Liguria ai treni per Milano, la maglia nera dei ritardi, la difficoltà dei pendolari negli ultimi 2 anni. La fotonotizia ci porta in Spagna, a Barcellona. Infatti vediamo Catalogna, 600.000 in piazza, vogliamo essere uno Stato. Sempre dalla prima pagina del secolo, multe, previsioni sbagliate, ora mancano 350.000 euro nel bilancio di Rapallo. E poi allarme truffe online, 50 persone nei guai, andiamo a vedere nelle pagine del Levante, 4 denunce in appena un giorno. E boom di truffe online nel Tigullio, sono una cinquantina le persone finite nel mirino di carabinieri e polizia da inizio giugno a oggi, ma anche molte in Riviera, 12 denunciati residenti lontano dal Tigullio, 20 circa le persone denunciate per truffa dalle forze dell'ordine da giugno a oggi, 4 soltanto nella giornata di ieri. Andiamo adesso invece all'incontro tra i politici, i sacerdoti della nostra diocesi e il Papa. Politici dal Papa: non dimenticate la gratuità, partita benefica dei Campioni del Cuore e incontro riservato in Vaticano. Di Capua invita Papa Francesco a visitare Chiavari. Il cittadino numero 33 di domenica 15 settembre. In apertura, la Chiesa per il futuro del continente africano. Il resoconto del viaggio apostolico di Papa Francesco in Madagascar, Mozambico e alle isole Maurizio. A pagina 14 un approfondimento sul viaggio del pontefice. Di spalla padre Macalli ad 1 anno dal rapimento, ancora nessuna notizia del missionario. A pagina 10 una testimonianza dei padri SMA e l'invito alla preghiera per la liberazione del sacerdote. In taglio centrale un approfondimento di Don Gianfranco Calabrese sull'inizio dell'anno pastorale, il servizio dei catechisti in diocesi e alle parrocchie. E in taglio basso al via il nuovo governo Conte 2 con la nuova maggioranza di governo e i nuovi ministri. Bene, ora andiamo in redazione per vedere se ci sono aggiornamenti per noi oggi. Giacomo Rizzi. Grazie Cristina e un saluto a chi ci segue da casa. Un 23enne di origini lombarde è stato denunciato dai carabinieri di Cadasco per truffa, falso materiale e sostituzione di persona. L'uomo, qualificandosi come agente alle dipendenze di una ditta con sede legale del napoletano, aveva stipulato falsamente un contratto di energia elettrica al fine di trarne profitto. La segnalazione è arrivata agli agenti tramite querela della persona truffata, il cui nome era stato utilizzato nel contratto. Dalla redazione è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie, ora apriamo la pagina sportiva parlando di bocce, un torneo che ha permesso a giovanissimi di giocare insieme a professionisti della Serie A e quanto ha organizzato la Polisportiva Cavese allo scopo di promuovere l'incontro intergenerazionale in uno sport che può essere praticato da tutti senza limiti di età. Siamo andati a vedere.
Campioni e giovanissimi è il nome del torneo che ha visto giocare insieme ragazzini con meno di 10 anni e professionisti del gioco delle bocce. La competizione si è divisa in 3 serate, dal lunedì al mercoledì, in cui si sono fronteggiate 12 squadre, formate da 3 giocatori, equilibrando l'età dei partecipanti per ogni squadra. Per rimarcare lo spirito di amicizia che ha animato le serate, sono stati proclamati vincitori a pari merito le terne che hanno vinto le 2 semifinali, quella composta da Leonardo Gandolfo, Guido Lanzi e Sergio Cella e quella di Gabriele Vaccaro, Adriano Musso Capozzi e Fabio Cuneo. Siamo alla seconda edizione, però direi che quest'anno veramente c'è stata una bellissima integrazione tra giovanissimi ed anziani, perché qui abbiamo dei giocatori di bocce che hanno 8 anni che giocano insieme a delle persone ultra ottantenni, quindi è veramente una cosa bellissima, c'è l'esperienza dell'anziano e l'entusiasmo dei giovanissimi. Com'è l'integrazione dei ragazzini con gli adulti? Beh, direi fantastica. Quest'anno abbiamo scelto con Silvio Raggio, con il presidente, con tutta la società bocciofila, di provare a fare una congregazione di unione tra giovanissimi e campioni. Mi sembra che la cosa sia riuscita molto bene, la partecipazione c'è molto, molto bella, ci sono tanti papà con i loro bimbi, diciamo, a livello tecnico si vede qualche bimbo che ha già un'impostazione dopo 2 o 3 anni di allenamenti per garantirsi un futuro buono in questo sport. Invece parlando di Bocciofila Chiavarese, quando inizierà il campionato e quali sono gli obiettivi di quest'anno? Bocciofila Chiavarese, dopo aver perso quest'anno lo spareggio, diciamo, e essere retrocessi, adesso il 19 di ottobre rinizia il campionato e siamo rimasti, nonostante le difficoltà riscontrate quest'anno dalla Bocciofila, siamo rimasti quasi tutti in blocco per provare a riportare come merita la società in Serie A, in Serie A2 un altro anno. Il nostro telegiornale termina qui, Tigullio oggi ritorna alle 19:15, 20:30, 22:45 al canale 15 di Telepace 1, ma l'informazione prosegue al canale Telepace News al numero 187. Grazie a tutti dell'attenzione e buon proseguimento di giornata.